È il primo arresto per atti persecutori in flagranza differita nel veneziano dopo l'approvazione delle nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, atti persecutori commessi la notte del 6 gennaio scorso. Dopo una segnalazione proveniente da una terza persona e la querela della vittima, la polizia avrebbe raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato per atti persecutori aggravati. La nuova legge prevede infatti la possibilità di arresto sulla base di documentazione videografica, informatica o telematica entro 48 ore dal fatto. Mentre il giudizio direttissimo convalidava l'arresto dell'uomo, che è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore, la vittima è stata accompagnata in un centro antiviolenza della zona. La violenza di genere è un fenomeno in crescita anche nel veneziano. Nel 2023 ci sono stati 123 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, in netto aumento rispetto agli 87 dell'anno prima, e 71 ammonimenti per atti persecutori contro i 52 del 2022. Più in generale, nel solo 2023 la Polizia di Venezia ha trattato oltre 530 interventi riconducibili a violenza domestica, con l'applicazione di 97 procedure di intervento di codice rosso.